When the night is come and the land is dark and the moon's the only light you see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Andiamo sempre dritto, a destra in fondo per questo viale si vede la stazione ferroviaria Ostiense, decisamente anni 20-30, anzi anni 30 della verità, perché è stata realizzata nel 1938 in occasione della visita a Roma di Hitler. Bene, allora noi vedete siamo di nuovo al Circo Massimo, se guardiamo a sinistra lo vediamo in tutto lo sviluppo della lunghezza di 600 metri. Questa era la parte rotonda dove praticamente gli atleti facevano il giro, di nuovo le domus imperiali, vedete, con i ruderi adesso perfettamente visibili sulla collina del Palatino, il palazzo della FAO e a destra, ma non vi torniamo adesso, Viale delle Terme di Caracalla. Di fronte a noi già la collina del Celio, vedete che c'è questo casottino piccolino, vedete, con le 3 finestre davanti a noi, ma dietro c'è una costruzione 150 posti, perché è più grande, 80 li hanno al Vaticano, ma è per le donne. Invece gli uomini senza tetto vengono qui, sono quasi 150 posti letto. Chiunque può andare a dormire, non chiedono neanche i documenti, niente di niente. Poi ti puoi lavare, loro ti danno tutto quanto, puoi mangiare, puoi stare lì tutto il tempo che vuoi. Non ti chiedono niente. Quindi vedi Palatino a sinistra, Celio a destra, anelli terminali. Quindi se noi fossimo stati antichi romani non l'avremmo visto così semivista di nuovo. La più grande arena del mondo, 188 metri di lunghezza, 156 di larghezza, 60 di altezza, per un totale di 50.000 spettatori. Ecco, vedi Arco di Costantino, la collina della Velia, alle spalle dell'Arco di Costantino quello è il piazzale della Via Crucis, dove il Santo Padre venerdì santo svolge questa cerimonia importante. Il Colosseo, ecco, vedi la parte diciamo pure diroccata, addirittura i segni, vedi, dell'estrazione delle graffe metalliche, quei fori sulla parete. E noi adesso però al semaforo dobbiamo rimanere a destra, girare al semaforo. Come giriamo al semaforo, lì ci sono 2 posti dove possiamo scendere, poi Gianluigi va a posteggiare più avanti, dovrà farsi una passeggiatina, ecco, per raggiungerci al ristorante che si trova proprio su via di San Giovanni Laterano. Vedi l'abside di fronte a noi della Basilica dei Santi Quattro Coronati.
sentiamo dalla televisione, allora il Papa eletto nella Cappella Sistina, che è al Vaticano, qualche giorno dopo, oggi il Papa si reca a San Giovanni Laterano per prendere possesso della sua diocesi. Allora, in realtà i papi, in quanto vescovi di Roma, appunto, abitavano a San Giovanni e qua non ci veniva più nessuno, poi perché quella parte lì era connessa a tutte le strade più trafficate di Roma, ma fa azioni come responsabile della prima chiesa costruita al mondo. Quindi questa biografia è molto, molto romanzata. Allora, in sostanza, voi sapete che si tratta appunto di questo Papa che vive a Roma nella vita, sul Monte Soracco. Il Monte Soracco, nell'avete già visto, è l'ultimo monte, neanche tanto grande, sono 600 metri, insomma, comunque l'ultimo monte, venendo a Roma lo trovate sulla destra, andando, tornando a casa dei santuari, dei pellegrinaggi diversi, insomma, su questo monte. E uno di questi fu frequentato da questo Papa, se possiamo dire, poi magari sappiamo se sono proprio pellegrinaggi, perché anche le cuore più antiche dei santi Pietro e Paolo appartengono al quinto secolo così. Sogna chiaramente i santi patroni di Roma che sono cavalieri ad implorare questo Papa che aveva appunto fama già all'epoca durante la vita di grande santo per incontrare Costantino. Ed ecco l'incontro. Il Papa va a Costantino e chiaramente attraverso queste icone, perché il Papa dice ma come hai fatto un sogno? E chi hai sognato? E Costantino dice io ho sognato questi due, gli fa vedere. Allora il Papa insomma un po' si commuove, via, si convince e gli dice una cosa molto semplice: vuoi essere liberato dalla lebbra? Ti devi battezzare. E allora ecco il fonte battesimale, il Papa che realizza il rito, e secondo quello che era un tempo il fonte battesimale, lì visto chiaramente in maniera molto sintetica sto gran bicchierone, ma in realtà era grande, una vera e propria vasca, dove le persone che si facevano battezzare entravano completamente immersi, si tappavano il naso, entravano completamente nell'acqua e riferivano. C'è un passo di San Paolo molto bello che dice proprio che quest'acqua del battesimo fa un vero e proprio viaggio, tu torni ad essere un uomo, in quanto non è venuto alla parte del peccato. A questo punto cosa succede? Siccome guarisce, vedete che nel battesimo le macchie sul volto non c'era più, allora ecco che Costantino lo invita a prendere possesso della città. E cosa fa? Lo mette su un trono. Il trono è bellissimo, d'oro, incrustato di perle preziose, addirittura quindi sopraelevato rispetto al terra del Calvestio. E ci si vede che lo invita appunto ad entrare in città, ma che cosa? A dorso di un'asina bianca, come è scritto anche nelle Sacre Scritture. Anche nostro Signore entra a Gerusalemme a dorso chiaramente di questo muro, di quest'asina bianca. E cosa succede però? Vedi che Costantino a piedi monta il cavallo e il Santo Padre è sulla groppa. Allora ragazzi, questo per quanto ci possa far commuovere, per quanto storicamente è un episodio molto entusiasmante, se pensiamo che queste pitture appartengono al XIII secolo, quindi probabilmente vengono date qua 1240-1250, qualche storia della realizzazione, però è rimasto sconosciuto. Però l'epoca è quella che vi diciamo. Anche pensate, anche dai motivi decorativi, queste cornici, questi motivi a spirale, il modo in cui si fanno queste foglie, vedi con questi colori così particolari, sono proprio di quell'epoca. Quindi ripeto, se vogliamo, chi è che va a piedi? Ecco, il primato del religioso, del potere religioso su quello civile. Quindi questo è alla fine, vedete come si presenta un manifesto politico. Era molto importante ed è in realtà, ecco, vedete, faccio un passo indietro. La mamma di Costantino era Elena. Elena era una scandularia, era prima della zona di Efeso, in Turchia, e gestiva con i genitori di Damasio. Finché era piccola era l'addetta alla stampa, cioè insomma curava gli animali. Ovviamente gli stambulari erano quelli che proprio sparavano le età, nel vero senso della parola, però viene etichettata così dalle fonti. Io immagino, questa è storia del mio sacco, che essendo magari cresciuta un po' d'età, magari diventata signorinetta, i genitori non si lasciano prendere la sala, prendiamo un altro, e poi l'Oriente, poi l'Oriente, poi l'Occidente. Questo è stato solo probabilmente sono sacri. Adesso un po' si chiamano male mori continali, non sono arrivati da morte, non c'è di chi.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled kings composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and then she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen these walls and I have walked this floor. You know, I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not some victory march. Well, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. And there was a time you'd let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do ya? But remember when I moved into you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. Well, it's a cold and